Lei ha trovato l'assicuratore che si è presa una dentro casa tutti i giorni con una forma perversa, tutti i giorni la stessa, e un'altra se l'è messa in ufficio a stipendio. E secondo me sta male, lei è il padre di tutti i paraculi. Comunque oggi è una giornata di festa, non ce la roviniamo. E quindi un mio amico, Posso dire quello che pensavo? lei può dire abbasti anche perché il canaro vi parla. Io preferivo l'idraulico. Lei preferiva l'idraulico, guardi, io sua figlia me la sono sposata, l'altra non è sposata, è ancora in tempo per l'idraulico. Mi dispiace magari per Nicolò che ha investito su di lei un po' di anni, però lei sta dicendo a Nicolò per forma indiretta che lei preferirebbe un idraulico a lui. Silvia per l'idraulico, per Nicolò, per Flavia e pure l'elettricista. Amore, tuo papà preferiva un elettricista, quindi Nicolò lo sostituiamo con l'elettricista. Ma hanno fatto scherzo. Allora, stiamo festeggiando in questo momento a casa nostra, quindi in un contesto stupendo, a casa del Canaro, dove abbiamo un comodato d'uso, però di là è casa nostra. Anche questa è un po' casa nostra, la Canaro? Un po'. Senti musica. Ah, è già nostra, è vero. Senti musica ho messo. E allora, si volta la Stefano, pagina. maiale? Fino ad oggi abbiamo remato in due. Oggi ci sentiamo allenati, le spalle grosse e remiamo da soli. È nata la Ristori e Ristori, martedì 17. In due abbiamo remato bene fino a un certo punto. Poi il secondo ha cominciato a snazzicare, gli faceva male il remo, l'ha rotto, ma ha dato in testa. E allora abbiamo deciso di andare avanti da soli. E si gioca il 17, bigotta, e secondo me sto male. E allora si gira pagina, a 42 anni si porta pagina. L'elettricista, l'idraulico e chi lo sa. E viva la vita, no? Mia fa lui, che sono. Guarda, sono già bucato, guarda.